Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Buonasera a tutti ai nostri amici di LCN Sport, Lecco Channel, il blu e celeste. Buonasera da Ivan, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Dal nostro Fritz, buonasera da Fausto in tribuna. Adesso ci colleghiamo con Matteo in tribuna. Ci colleghiamo con Matteo che è riduce, no, perché stavo vedendo Gian Erminio Brescia e hanno inquadrato pezzo di tribuna. Ah, però vedi che è codificato Brescia. E quindi tra l'altro in un momento dove possono comunque, c'era un fallo che io e Walter abbiamo giudicato da rigore. Quindi, a favore del Brescia, direi che adesso vediamo, ma penso che giusto, cartellino rosso. Attenzione, No, cos'è che ho fischiato? sì. Eccolo. Hanno espulso? Ma chi? Non ho capito. Bene. Vedi, si parte con la trasmissione, il bello della diretta. Adesso comunque c'è Matteo che sta tornando dal calciomercato. Vediamo se riusciamo a collegarci. Ciao Matteo. Ciao. Allora, Ciao. Ma quindi il rosso l'ha dato a chi? Io non ho capito. ma al giocatore del Non ha dato il calcio di rigore a Brescia, quindi penso che Per proteste. No, sì, è calcio di rigore, ma non si capisce. No, è punizione per... Mi sa che ha espulso il giocatore del Brescia, la Mesta, perché probabilmente era già ammonito. Questo è stato abolito al 43esimo del primo tempo. Esatto, adesso ha fatto simulazione, ha preso il secondo cartellino e è stato espulso. È stato un ottimo investimento per il Brescia, che ha speso 120.000 euro per prenderlo dalla Giana e dopo 2 partite ti ha fatto espellere proprio Gorgonzola. Ho la mia opinione su quell'operazione che ha già espresso un paio di settimane fa. Allora Matteo, facciamo una disamina della partita partiamo con Walter e poi entriamo così nel calciomercato che si è concluso questa sera. Sì, prego. Allora, direi che mettendo sulla bilancia un po' tutto, vari aspetti della questione, direi che il punto che abbiamo preso a Trento è un punto importante. È importante perché hanno giocato i giovani, perché avevamo fuori mezza squadra e perché abbiamo giocato comunque contro un avversario importante, quindi sicuramente questi 3 aspetti sono importanti. E poi perché mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, nel senso che rispetto alla partita precedente ho visto una squadra quantomeno con la voglia di lottare, e quando si ha quell'atteggiamento qua fino all'ultimo secondo c'è sempre la possibilità di recuperare le partite, cosa che è successa, quindi direi che è un punto importante, anche perché siamo in un periodo di difficoltà, perché per tutta una serie di infortuni che sono capitati ma che dura comunque nell'arco di una stagione o prima o dopo arrivano. Quindi l'importante è muovere la classifica in questo periodo e niente, quindi direi che è un punto che per me vale come una vittoria, quindi teniamocelo buono e niente, anche perché adesso abbiamo altre partite con squadre difficili da affrontare, per cui più diciamo spostiamo la classifica e meglio è. Poi arriverà anche il recupero dei giocatori che sono fuori, arriveranno anche tempi migliori, ecco. No, ma poi abbiamo invertito
un sistema dove quando andiamo in svantaggio poi non si riusciva a raddrizzare. Noi l'abbiamo raddrizzata fino alla partita col Trento, mi pare a Lumezzane, poi dopo noi quando andavamo in svantaggio la perdevamo sempre. Quindi questo tipo di reazione ha portato anche sicuramente avere anche una consapevolezza, perché poi abbiamo fatto anche, secondo me, 10 minuti, un quarto d'ora. No, alla fine dopo che è stato inserito centravanti questo qua nuovo, infatti mi ha anticipato, perché comunque ci ha dato una profondità, direi che importante come giocatore. Si è migliorati molto, ecco, quindi speriamo, insomma, ecco, però la squadra, diciamo che nel suo complesso mi è piaciuta, perché dopo i giovani chiaramente bisogna avere un po' di pazienza, perché devono prendere le misure col campionato, bisogna saperli aspettare, però poi quando arriva il momento ci daranno soddisfazioni, quindi è un percorso che dobbiamo fare, sappiamo che ci saranno delle difficoltà, però questo non vuol dire che si possono fare delle partite buone, ecco. Io devo dire che Tabiani mi era piaciuto come ha impostato la squadra già all'andata quando ha giocato il Galecco, però devo dire che ha messo giù bene la squadra, perché devo dire che comunque è un allenatore che comunque conosce bene anche tutti i giocatori della categoria, l'ha spiegato anche durante la conferenza stampa al termine, quindi è comunque un punto dove la situazione che si era messa è sicuramente è un punto guadagnato, e come diceva Walter sono d'accordo, è il discorso che è una vittoria. Allora Matteo, vai, che ormai il calcio, ecco una cosa che poi sta arrivando in studio, poi magari andiamo a leggere. Sto parcheggiando dietro a Fausto. Benissimo. Però ecco, allora, la cosa che vorrei proprio capire, non è che abbiamo preso troppi centrocampisti, perché comunque, e poi anche le uscite sono poche, anche perché poi 2 uscite sono di gente che non era presente neanche quest'anno, che Di Gesù e Mendoza sono comunque giocatori che non abbiamo avuto quest'anno, quindi mi sarei aspettato un movimento in uscita importante. Allora, il movimento in uscita è che dipende cosa intendi per importante, se a livello numerico o a livello... No, numerico. Allora, la situazione del movimento in uscita ovviamente era quella legata a Grassini, che ha avuto 2 mesi circa per trovarsi in squadra, perché da dicembre che si sapeva che era un giocatore in uscita, e attraverso comunque i suoi agenti non è stata trovata una soluzione, e bisogna anche un po' accettare le conseguenze di quello che non si riesce a fare, secondo me, perché comunque io dico sempre, è vero che ci sono i contratti, è vero che lui va a scadenza nel 2027, però forse anche prendersi un rischio e dire vabbè, rescindo, rimango sul mercato da svincolato e possa essere ancora appetibile. Il Lecco comunque gli aveva dato la possibilità di rimanere in rosa a settembre, pur nella consapevolezza che non sarebbe mai stato né un titolare né un comprimario, ma almeno una terza linea. Questo con l'infortunio e tutto quello che vuoi, non discuto l'aspetto umano, però magari dal punto di vista tecnico si poteva, secondo me, fare qualcosa di meglio. Era quella la situazione che avrebbe dovuto portare allo switch con l'ingresso di un esterno. Non si è concretizzata e comunque rimarrà fuori lista. Su Alaoui vedremo, perché può esserci qualcosa di più. Adesso vi saluto perché... Esatto, entri in pompa magna in studio. Eccolo qua. ecco qua. Sì, ciao. 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 E via, dicevo. Mi si sente Fausto? Mi si sente? Questo l'aveva spento, mi pare. Vai, intanto tu accendi che la gente credo mi riesca a sentire. No, dicevo, su Grassini quella situazione era di uscita, e l'Ecco comunque contava di farlo uscire già da tempo e questa soluzione non si è trovata, rimarrà da fuori lista. Su Alaoui in realtà la situazione non è ancora definita, perché lui, per dire, considerato che è un mercato fattibile, può andare anche all'estero, potrebbe andare in Svizzera. Certo. Su questa situazione anche Mister Valente a me risulta, tanto vediamo qua, giallo, si muoverà in prima persona, considerato che si era mosso in prima persona anche per il suo arrivo. Un po' il canale chiaramente non riesce a costruire lui con la Svizzera.
non è ancora chiusa così, se no rimane anche alla Uri fuori lista. È tutto molto semplice, perché Voltan fuori lista non ci va. È anche una promessa che è stata fatta al giocatore dopo l'operazione, per dirgli non star qua a tirare ancora in là con l'operazione, operati, rientri fra 3 settimane, un mese, però non vai fuori lista. Sì, poi Voltan comunque per il finale di stagione può venire ad essere un giocatore utile, quindi parliamo di playoff chiaramente, quindi d'altronde sti ragazzi è già capitato altre volte, è capitato con Tordini, era capitato con Dudu, stanno fermi e poi quando ripartiranno da categorie più basse, d'altronde così. Tanto tornando al discorso, mi sembra abbastanza assurdo che nel giro di un mese e mezzo poi non si riesca a trovare una squadra in prestito così come l'ha trovata Urso. Urso era, lo posso assicurare, 3 settimane che tutti i giorni spingeva per venire a Lecco. Ha delle situazioni private ovviamente che l'abbiamo già detto, l'hanno portato a scegliere questa come soluzione preferita. Aveva anche delle altre proposte dalla categoria di squadre che avrebbero anche coperto l'ingaggio alla Reggiana, perché questo è importante. Lecco non copre l'ingaggio di Urso, lo copre la Reggiana. La trattativa l'ha fatta direttamente il presidente della Reggiana. Quindi tanto visto che Girelli è andato alla Casertana. Sì, confermo. Però allora Urso qui in pratica adesso che il mercato è chiuso possiamo fare una valutazione generale. Abbiamo preso tutti i giocatori secondo me che sono dei buoni giocatori che hanno bisogno di giocare, quindi hanno tutti un po' avuto lo stesso problema, che hanno giocato poco, però nelle annate precedenti hanno fatto i titolari sia in Serie C che in Serie B, quindi voglio dire si tratta di trovare il ritmo partita. Allora Urso è un esterno sinistro che può fare il ruolo che fa Critta, può giocare più avanti, può fare centrocampista, e poi è un mancino. Noi mancini ne abbiamo 2 che sono Lovisa e Critta, però calcolando che Lovisa è un giocatore che praticamente è Anastasini, che però secondo me è da quinto, che però quindi fa fatica, l'hai visto perché non è il suo ruolo. Con Chinetti e Fiamozzi tra lui e Miali hanno fatto molta fatica. Urso è un giocatore esperto, per cui secondo me una volta trovata la condizione fisica, cioè giocando chiaramente partite, può essere un giocatore utile. Sì, sono d'accordo. È chiaro che Urso deve avere, speriamo, una integrità fisica. No, ma quello cioè se allenava non giocava, ecco, però vabbè, diciamo che gli manca ritmo partita, ecco, questo sì. Però quando è andato anche a Novara e in altre situazioni ha sempre fatto comunque le sue presenze, l'ha sempre fatto. Sì, ha fatto 2 campionati a Novara con più di 30 presenze a stagione, quindi è un giocatore che comunque per la categoria va bene, ecco. L'ultima stagione a Novara è stata clamorosa la sua. Quindi tra l'altro sì, è anche uno che segna diversi gol, quindi cioè era finito in Serie B per caso, comunque era finito in Serie B per merito, anche se non aveva fatto i play-out, lui l'ha chiamata dalla Serie B, se l'era ampiamente meritata. Ma poi come un prospetto interessante anche il Duca, quel ragazzo che abbiamo preso alla Juve Stabia, è un centrocampista, già si è intravisto qualcosa l'altro giorno a Trento. Sicuramente meglio rispetto alla partita contro l'Inter. Certo, un giocatore di movimento. Era arrivato da 2 giorni con l'Inter, poi bisogna anche considerare questa cosa. È un centrocampista che si muove molto, che a noi serviva, perché noi abbiamo giocatori centrocampisti abbastanza statici, a parte Bonaiti, e quindi è un profilo che può andarci bene. Sì. E poi per quanto riguarda l'attaccante, Konate è un giovane, è un promettente, ecco, può essere un colpo clamoroso in prospettiva, è chiaramente un punto di domanda, però un giocatore che ha fatto 12 partite in Serie A l'anno scorso, assolutamente. Qualcosa allora, ci hanno visto, un giocatore che ha delle ottime qualità. Lui ha voluto tornare a Lecco. Certo, conosce già l'ambiente perché ha giocato. Poi tra l'altro non incide nel discorso della rosa perché figura come giocatore del settore giovanile. Quindi infatti scusa se ti fermo, però adesso poi che le cose sono finite, mi piace anche quando mi vengono in mente raccontare i motivi per cui sono state fatte delle scelte rispetto a delle altre. Konate chiaramente ha aperto la possibilità di mettere un esterno senza
togliendo Grassini, sì, ma senza dover togliere 2 giocatori, perché Lecco ha avuto la possibilità anche di prendere Luis Buffon, che è finito al Pontedera, quando comunque l'Empoli ha aperto la possibilità di cedere Konate in prestito, anche per la situazione delle liste, oltre per il fatto che sono 2 giocatori profondamente diversi. Certo. Uno è proprio la seconda punta trequartista, l'altro è una anche seconda punta, anche esterno, ma di tutt'altro tipo di caratteristiche. Allora Lecco, boom, è andato su Konate perché non fa volume in lista, se no sarebbe diventato, cioè si sarebbero complicate altre situazioni, magari Basili non arriva, Duca non arriva, certo. Urso non arriva, poi Urso, ripeto, lo vedremo, è una scommessa dal punto di vista fisico, però oggettivamente è un giocatore che ti serviva. Come ci sarebbe potuto servire Tonetto, che però va in scadenza a fine anno, magari ci può ragionare sull'anno certo, prossimo. però come si dice, Urso è anche bravo a crossare, quindi è un esterno sinistro, può fare sia il basso che l'alto, poi bisogna vedere. E chiaramente mancandoci Critta non gli siamo morti, perché abbiamo visto anche, come si dice, sabato, che allora il Trento ha un giocatore forte che è questo Chinetti, che diciamo che il Trento ha proprio le fasce è laterali un bel giocatore, forti. questo qua che viene dalla primavera del Como, Tutti e 4 sono veramente forti. Ci ha messo in difficoltà. Fiamozzi credo che dobbiamo presentarlo, basta per la carriera. Mi ha fatto scelta di vita bambino. No, certo, assolutamente. Quindi è tornato a casa sua. Voglio dire, poi è stata spostata la marcatura perché il ragazzo, la giovane, non riuscì a tenerlo. Certo, però va bene, non è che d'altronde per coi giovani bisogna crescere passo per passo. Ma poi con questi giocatori che comunque confermo che ampiamente abbiamo portato a casa dei giocatori comunque di qualità che fanno il nostro comodo, però presuppone il fatto che poi dobbiamo anche cambiare anche un attimo il sistema di giocare, sì. Però perché comunque sono tutti giocatori che, ripeto, parecchi centrocampisti, se poi devi farli anche coesistere o trovare dei sistemazioni, ecco, è intrigante la vicenda perché probabilmente abbiamo la possibilità di vedere un po' più di cross per Sipos e non farlo sfiancare totalmente, andare avanti e indietro, sì. Anche se è uno che si sacrifica, però a me piacerebbe vederlo nella sua funzione vero da centravanti, che gli arrivano i cross di fatto dalle fasce. Questa cosa mi ha fatto ridere che a Trento abbiamo fatto nel primo tempo 3 cross dalla destra, sì, perché non c'era la punta. Infatti ho detto, quando abbiamo Sipos o avremo Parker, non crossiamo. Sì. In realtà poi nel secondo tempo Parker ha avuto l'occasione di testa, che era un cross un po' molle, però la dimostrazione che crossare, poi una squadra che è valida nel gioco aereo è un'arma. Certo. Che ne dica poi Tabbiani che Metlica ha crossato di sinistro, Metlica ambidestro. Sì, ha fatto 3 gol di sinistro. Crossa bene con tutti e 2 i no, piedi. ma non è che ci ha pensato, ha detto vado a crossare di sinistro, è ambidestro. Balotelli da ragazzino a 18 anni all'Olimpico di Torino in Coppa Italia, calcio d'angolo di destro, di sinistro. Comunque è una qualità. Per finire il discorso con te, è un attaccante tra virgolette abbastanza esplosivo, per cui come caratteristiche fisiche assomiglia molto al tipo che abbiamo qua dell'Atalanta, quello che è fortunato, esatto. Cioè non è il gigante da 2 metri, però è un giocatore fisicamente ben messo e quindi ci può dare una mano, nel senso che magari nelle partite che non si riescono a sbloccare abbiamo un altro impatto fisico, diciamo è un'arma in più che abbiamo, ecco. È totalmente un altro impatto fisico adesso. Esatto, poi come qualità è nettamente superiore all'altro tipo lì che abbiamo dall'Atalanta, quindi io facevo un parallelismo prima mentre tornavo a casa. Noi siamo passati da avere alla Wii prima alternativa alla Wii fuori lista o ceduto. Però era anche giusto così, perché obiettivamente cosa c'è stato in mezzo? C'è stato Basili, che però è da seconda punta un buon giocatore, non è un attaccante, quindi c'è stato Konate, c'è stato Parker, abbiamo alzato il livello di qualità. Sì, no, ma è indubbio, Poi non vuol dire che faremo meglio, questo non lo possiamo sapere. Questo non si può sapere, però il miglioramento è abbastanza oggettivo sulla carta. Diciamo che adesso almeno abbiamo un cambio per l'attaccante, nel senso che abbiamo visto che domenica e sabato che Sipos ha avuto un problemino
E meno male che abbiamo messo dentro Parker verso la fine, che però ha cambiato subito il... Ma tanto tante profondità. Io ho visto certo. anche stamattina una persona che mi diceva mi devo ricredere su Parker perché non avevo, conoscendolo poco, magari avevo qualche dubbio. È entrato, ha dimostrato che comunque è un giocatore che può far bene per la causa dell'Eco. No, certo, poi... Lui è veramente, io diceva Mister Valente, ignorante. Ma lo percepisci il giocatore che comunque ti dà qualcosa in più, lo percepisci subito. Noi abbiamo sofferto a livello di fisicità anche su Corradi, credo fosse il ricciolino. Sì, quello rosso. Perché è entrato, prima palla, ha perso il contrasto, la seconda l'ha cappottato e ha portato 20 anni di tre avanti alla squadra. C'è un motivo, ci sono delle caratteristiche. Basili probabilmente non piace avere la marcatura fissa su di lui. Ed è chiaro, poi schierato lì come prima punta non è un giocatore che insomma non è il suo ruolo, ecco. Certo. Quindi però va bene, se non c'è nessuno bisogna cercare di adattare chi abbiamo, ecco questo. Adesso abbiamo diciamo qualche alternativa in più, sia a centrocampo che anche almeno sull'esterno sinistro, esterno destro siamo rimasti scoperti. Va bene, cosa deve fare? Amen. Cerchiamo di fare quello che meglio che si può e dopo... Chiaramente a livello di mercato ho visto comunque non sono stati fatti grandissimi trasferimenti. No, direi che... No, c'è stato all'inizio, ci sono state un po' di operazioni, il Brescia ha fatto sicuramente molto, ha investito le cifre che per me non stanno né in cielo né in terra, al sud della Salernitana, il Foggia ha investito molto. Parlando del nostro girone, il Brescia è stata la squadra che ha operato meglio, ma il Trento ha fatto dei buoni innesti mirati. Però dopo il Brescia c'è l'Ecco come qualità di giocatori che sono stati presi, poi il resto sono tutti scambi di giocatori. Genere difficile. Io oggi parlavo con normalissimi. Ho parlato a lungo poi col direttore sportivo del Pergo. Io oggi ho fatto 3 uscite, una quasi per caso, però fondamentalmente a gennaio è proprio la cosa più difficile fare le uscite. Quindi certo, cerchi gli scambi, io ti do uno, tu mi dai uno, e questa è la storia più vecchia del mondo. Si fa fatica anche in Serie A a fare le uscite, dove comunque c'è la possibilità, sei in Serie A, sei all'apice, qualcosa muovi, no? Le big Serie A fanno fatica a fare le uscite, quindi nello stesso ecco, poi tu calcoli che probabilmente noi con la Reggiana siamo stati agevolati perché c'è giù Fracchiola, quindi però conosce l'ambiente, quindi ha mandato i giocatori in un ambiente che sicuramente glieli può valorizzare. Ecco, questo di Urso a me risulta, non sto a dir di no, adesso non conosco fino in fondo le dinamiche, questo mi risulta proprio che oggi sia stato proprio il presidente della Reggiana a agevolare, perché si è messo a dire va bene, ve lo do a 0 euro, certo. Però piuttosto che averlo qua a fare niente ancora l'altro anno il contratto, bisogna che giochi, prendetelo. Ma anche perché poi dopo il capitale tutti va completamente capito, quindi diventa, cioè noi facciamo un favore a loro ce lo fanno a noi, ecco, è un favore reciproco, è comunque un giocatore che la categoria la può fare tranquillamente, anche perché l'ha già fatta a Novara per un bel po' di anni, quindi va bene, ecco. D'altronde miracoli non se ne fanno, senza soldi diventa difficile operare. L'unica squadra che ha comprato qualcosa è stato il Brescia. Però vediamo qua. Ma a parte che poi tu dici, preso Mallamo il giorno 1 prima si è già allenamento, fatto male. Loro a centrocampo quest'anno è un disastro. Ha preso il fratello di Mallamo che abbiamo qua, l'Eco, l'ha preso ieri, oggi si è già fatto male e starà fuori per un bel po' di tempo, quindi è così, insomma. Però come ripeto, a parte le grosse squadre tipo il Catania, il Benevento, la Salernitana, queste grosse realtà del sud. Come mi sarei aspettato anche un puntello comunque in difesa io. Allora, proprio per la questione liste, poi ci si è ritrovati un po' con le mani legate. L'abbiamo detto già settimane fa che comunque all'inizio c'era stata la possibilità di arrivare ad Alborghetti e nulla mi toglie dalla testa che in quel caso sarebbe uscito Ferrini. Ok, vabbè, può darsi. Ferrini, non essendoci stato questo inserimento, Ferrini è rimasto in rosa. Poi c'è Rizzo che ha fatto il braccetto comunque
sia con l'Inter sia sabato Marrone, adesso c'è Urso che può dare una mano anche dietro, quindi vabbè, Viali è stato messo in difesa, dopo ci si arrabatta alla peggio in difesa. Ci ritroviamo Ferrini che prima dell'infortunio aveva fatto bene anche l'altro anno e poi all'inizio, quindi sicuramente possiamo considerarlo un acquisto a tutti gli effetti. Vedo che non gli fa fare neanche 10 minuti, quindi non so adesso, probabilmente l'allenatore però molto... pian piano in teoria bisognerebbe cominciare a fargli fare qualcosa. Abbiamo un allenatore molto concentrato su determinati casi. Certo. Secondo me è vero che all'inizio giocava, però secondo me eravamo comunque arrivati al momento dello switch con Romani. Sì. Secondo me c'è stato l'infortunio che ha accelerato tutto, però Romani da lì a poco secondo me sarebbe diventato titolare della squadra. Romani ha fatto molto bene fino dopo. Fortunatamente non ha avuto un infortunio grave. Anche Critta non è gravissimo, però anche Critta recuperato, può giocare in difesa. Poi adesso non lo so perché giochiamo domenica con la Pro Vercelli, poi giochiamo già il mercoledì lì con la Gian Erminio e poi abbiamo la domenica la Virtus Verona, quindi settimana quell'altra abbiamo 3 partite in una settimana, quindi adesso sicuramente sicure sono altre cose, però Marrone c'è, sì, Battistini e Critta per la Pro Vercelli sono recuperati, cioè comunque è previsto il loro rientro in gruppo. Però adesso magari Critta sì, ma Battistini è meglio lasciarlo fuori. Penso che né uno né l'altro giocheranno da titolare. La Pro Vercelli c'ha i 2 gemelli lì, quelli di colore, che sono 2 razzi, quindi anche Pro comunque poi Pro poi ha una bella squadra Pro Vercelli, c'ha Comi che è un signor attaccante, Aiotti che ci fa tribulare tutti gli anni, sono quelli, e poi c'ha 2 marocchini, che uno è il regista e un altro è un esterno che i nomi non me li ricordo, che sono 2 giocatori forti. Hanno una bella squadra la Pro Vercelli, una buona squadra, assolutamente costruita bene, giovani, ma tutta gente. Sì, infatti non ho ben capito, a un certo punto erano uscite voci di esonero dall'allenatore, bisogna anche parametrare le proprie pretese rispetto a quello che è il valore della categoria e tutto ciò. Sta facendo un campionato ampiamente sufficiente. Ricordiamoci che l'anno scorso ha fatto 33 punti, 34 punti, quanti ne ha fatti? Si è salvata i play-out con 2 pareggi. No, infatti. Cioè, bisogna anche ricordarsi questa cosa. E comunque ha messo tanti giovani, tanti 2005, 2004, 2006. Però li ho visti giocare diverse volte, giocano bene. Stanno facendo bene. Squadra che corre molto. Hanno preso anche delle imbarcate. Capita, potevamo prendere anche a noi a Trento l'imbarcata, perché se finisce 3-0 il primo tempo non c'è niente da dire. Sì, chiaro. Però è una squadra che a me piace perché gioca un bel calcio, quindi. E poi, come ripeto, ha dei giocatori molto interessanti, giovani. Quindi un contesto che funziona. Certo, è la politica giusta che bisogna adottare questo campionato qua, perché non è che. Sì, pubblicità, poi entriamo leggendo i messaggi in chat. LCN Young, news dalle giovanili blu celesti. I risultati, le classifiche, le ultime notizie dal mondo delle giovanili della Calcio Lecco 1912. Solo su LCN Sport. LCN Young, le giovani promesse, i talenti di domani. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux AEG, Beko, Enica. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.
Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti. Contento del punto a Trento, ribadisco che a centrocampo bisogna 2-0. Tanto bisogna cambiare uomini. Zanellato gioca più avanti o va in panca? Cosa ne pensate? Troppo cruciale la sua zona. Sbaglia sempre molto, non che lo critichi, anzi, ma è nulla dove ci vuole altro. L'abbiamo un po' detto varie volte in questi mesi, il nostro pensiero sulla posizione in campo di Zanellato. Ciò che mi è piaciuto è stato il buon esordio di Parker, la cazzima per agguantare il pareggio, San Jacopo da Sandaliere al Friuli, giocatori sotto la curva vuota, trasferte libere, al di là della rivalità con i trentini, onore a loro per il dissenso del nostro divieto. Ma perché prendere un divieto come quello che ha preso il Lecco, come quello che ha preso il Vicenza quando è andato a Brescia e poi ha vinto il ricorso, il coordinamento dei club, come quello che ha preso c'è stato in Venezia Padova di recenti, sono precedenti molto pericolosi, perché qua su basi dubbie, diciamo almeno dubbie, puoi dare il divieto di trasferta. Ma certo, non capisco neanche le basi io sinceramente. Ma gli ultimi scontri tra Lecco e Trento sono stati a gennaio del 2013. Sì, ma di che parliamo? Gennaio 2013, sono passate 2 generazioni e mezza. Sì, 13 anni. Quelli che hanno fatto gli scontri a Trento sono là in Tribuna Sud e sono in 10. Perché adesso c'è tutta un'altra situazione in curva Maira a Trento. Ma di che parliamo? Poi, dentro lo stadio hanno avuto un certo tipo di slang, no? Trasferte libere fuori, perché quelli se no sarebbero stati tutti da spati. Se avessero risposto quello striscione, che forse non sarebbe neanche mai entrato, salvo che la possibilità di nasconderlo, ovviamente. Però è pericoloso quando si va incontro a questi precedenti. Fortunatamente c'è un precedente importante come quello della Rossi Vicenza era al limite, molto al limite, però questi fuorigioco li fischiano mai, ti conto di sta cosa perché è successo anche in casa l'ultima partita che adesso mi sfugge. Qual è stata qua la questione? Ci sono stati solo 3 giorni perché la decisione ufficiale è arrivata al giovedì, quindi tu non hai il tempo per ricorrere, sono porcate, punto. Buonasera, voto al mercato. Ma ascolta, l'ho detto prima, nel senso che allora abbiamo preso dei buoni giocatori, tutti quelli che abbiamo preso. Il problema è la condizione e quindi se devo valutare i giocatori ti do una sufficienza abbondante, ecco, 6,5 sicuramente, ecco. Poi bisogna vedere perché, come ripeto, se questi qua che abbiamo preso prendono la condizione sono dei rinforzi validi. Se invece dobbiamo aspettarli mesi perché ora che prendono ritmo partita diventa un problema, quindi scegliamo la via di mezzo, nel senso che né troppo tanto né troppo poco. Credo che allo stato attuale delle cose sia il ragionamento più logico da fare, ecco. Per me è un 7. Per me è 7 anche perché poi mi ripeto, cioè sicuramente dei giocatori che li puoi collocare bene. Mi auguro veramente che il popcorn tiki-taka sia messo dentro nel microonde e si fonde il microonde da solo, perché comunque mi piacerebbe vedere anche delle situazioni di calcio completamente differenti, ma perché abbiamo dei giocatori che da questo punto di vista qui, cioè se è un giocatore che da solo come Parker ti dà tanta profondità, cioè io dico, uno come Sipos si muove, cioè io li farei giocare fissi tutti e due insieme, per esempio, da come la vedo io.
però poi dipende sempre, perché l'allenatore nostro, preferisco essere smentito e sbagliarmi, però non lo vedo mai molto predisposto a cambiare anche le idee e sta sempre sulle cose in una certa maniera. Quindi quando io ho visto anche domenica questo cambiamento epocale, che poi è stato dettato dalla condizione fisica. Secondo me c'era anche qualche messaggio implicito, però. Ma certo, perché bravo, in panchina quando ti rimane Ferrini, ti rimane Furré, che sono comunque due giocatori che possono stare in campo. Secondo me, ok, l'emergenza sì, però sono state fatte scelte ma di un però certo poi se tipo, comunque l'allenatore li vede allenare tutta la settimana, quindi se li ha lasciati fuori vuol dire che il livello di allenamento che hanno avuto non è stato all'altezza. Vedendo la scelta dei giocatori che sono stati presi negli ultimi giorni, avrei pensato che poteva esserci, tra virgolette, un giocatore eccellente che se ne poteva andare. Perché poi alla fine bisogna anche capire che 6 giocatori comunque che hanno personalità, non puoi dire, puoi avere tutte le capacità di questo mondo, ma se poi questi vogliono giocare devi anche andare, non è gestire Lovisa. Sì, vabbè, si gestisce da solo. Ecco, quindi il discorso è che, però ripeto, non è che ti viene a rompere le palle perché vuole giocare, bravo, posso presumere. Certo, però se io vado a vedere e analizzare un finale di campionato che comunque può dare soddisfazione, anche perché poi si serpeggia che magari qualcuno pensa al terzo posto, a parte il risultato di questa sera di Brescia, col Brescia che sul 2-0 ci passa davanti in classifica, ma noi dobbiamo pensare comunque di andare il più in alto possibile, anche perché ti faccio una domanda da stupido. Sì. È meglio arrivare secondi o terzi? Meglio secondi, sicuramente. Meglio secondi, che però, allora sì, ovviamente per quella che è la possibilità sono meglio arrivare secondi, ma io non credo che statisticamente siano salite più seconde che terzi, noi siamo saliti da terzi. Sì. Ovviamente questo ti impone, noi c'è andata anche pure di sfiga col sorteggio, perché ci siamo beccati 2 secondi di fila, perché sia il Pordenone che il Foggia no, ma non c'era più la questione del classifica Vulsa, sia il Cesena comunque parliamo di 2 situazioni da secondo posto, quindi in una circostanza dovevi vincere per forza una delle 2, col Cesena comunque il fattore campo c'è dovuto andare a vincere a Cesena, però sulla carta è meglio arrivare secondi. Qual è la vera fregatura di arrivare secondi? La dilatazione temporale che c'è. Stai fermo un mese. No, ma poi... E poi quest'anno è il punto di domanda, anche quando partono i playoff. Qua c'è il Trapani, Triestina, Triestina ha pagato, però il Siracusa, c'è tutte situazioni che possono ritardare. Ma quello adesso il Trapani, adesso al prossimo consiglio che mi sembra che al 20 di marzo, se non hanno pagato ancora li escludono dal campionato, quindi la questione si risolve subito. Però è comunque, d'altronde è così, la formula è questa, se arrivi davanti devi star fermo, ecco. No, però sulla carta è ovvio che è meglio arrivare secondi che terzi. E inizia un altro campionato dopo, perché devi gestire bene il periodo in mezzo. Per quello che noi abbiamo degli infortunati importanti che bisogna cercare di recuperarli per il fine stagione, perché comunque poi abbiamo visto che giocando poi ogni 3 giorni, se hai tutta la rosa a disposizione è molto meglio, ecco. Esatto. Domenica punto d'oro, visto il primo tempo inguardabile come si era messa, basta zanellato così, rallenta di un tempo ogni manovra, poi una punta vera ci vuole sempre, anche se appena arrivata. Da quello che ho visto, il Parker non se ne andava da 3 settimane, comunque con il gruppo squadra crema è stato anche preservato, poteva capitare pure la situazione che fa come Mallamo, entra, esce subito. E adesso Mallamo si è fatto male, quindi lo rivedremo a marzo probabilmente come Basile, posso immaginare, anche se sono solo 20 giorni, ora che riprendi, febbraio è corto, vai a marzo, c'è anche, adesso non lo so, non ci sono comunicati e niente, però a fine partita si parlava di possibilità di lesioni sono almeno 20 giorni. Quindi poi sono anche cose abbastanza rognose, vanno gestite molto bene. È difficile quantificare i tempi di recupero, per cui niente, però abbiamo, come posso dire, abbiamo questo Duca qua che è un giocatore che secondo me, se prende il ritmo partita, è uno che deve giocare. Comunque secondo me anche, ne parliamo spesso, Zanellato e via dicendo, comunque con Duca dietro dici
55esimo fuori a Trento, no, certo. fuori. E comunque i cambi che hai fatto all'ora di gioco hanno rimesso in equilibrio la partita, quantomeno. È migliorata. Cioè, ragazzi, adesso, senza saper leggere né scrivere, se Pellegrino segna sulla ribattuta, magari noi vinciamo pure a Trento, sì. Che se segni per primo, che ne sai? Certo, anche Pellegrino ha fatto una buona partita. Mi è piaciuto quindi... molto in crescendo, E però perché- anche il primo tempo non l'ha fatto male, secondo me. Perché a corsa, quindi Anche come qualità, ripeto, gli manca Bonaiti la ha fatto la sua onesta prestazione. Comunque è uno che corre tanto, va a pressare, chiude, quindi Sempre secondo me è un utile. giocatore utile che deve giocare. Sempre utile, Bonaiti. c'è da Anche scegliere. quando non becca un pallone è utile comunque. Secondo me, come ripeto, io in questo momento il centrocampo lo vedo Metrica, Duca e Bonaiti, quindi di partenza, dopo bisogna vedere, perché tanto sono tutti e tre giocatori con caratteristiche diverse. Metrica è uno che imposta, è un ragionatore, e gli altri due corrono, che è quello che ci serve a noi. Soprattutto un boscaiolo. Poi Bonaiti e poi dà una mano anche alle punte, Sì. capito? Perché va a pressare alto, chiude. Nel secondo tempo ha fatto una bella chiusura, là in bandierina, che prima Parker è andato a chiudere in scivolata, l'ha solo sfiorata, però è rimasta lì, poi è arrivato Bonaiti, è andato a chiudere ancora e comunque li ha tenuti No, via. ma poi quando arrivano delle palle interessanti, non so se avete notato, Tira, anche in tira. casa lui tira e poi Sì, è sì. sempre nei paraggi. No, no, Magari certo. cioè, se non tiri in porta No, diventa difficile. è diventa difficile. è un generoso, Cioè, quindi- abbiamo segnato senza tirare, cioè, in Certo. quella situazione senza tirare in porta, abbiamo tirato prima Bonaiti, Pellegrino, ancora Pellegrino col palo, abbiamo avuto un paio Dopo di c'è situazioni il aeree. dilemma Führer che bisognerebbe capire perché. Vabbè, se fa 2 giri in panchina secondo me può far bene. Perché secondo me è uno che va tenuto sotto, nel senso che se no se la Saldakis, che quindi ma l'allenatore l'ha già inquadrato, perché se l'ha lasciato fuori conosci. sabato è perché non si è allenato come vuole l'allenatore. Considerato che gli abbiamo sempre detto che Certo. lo mette a prescindere, Quindi ci sta, ecco, questa cosa qua. Quindi, Invece però diciamo che abbiamo una, come posso dire, la possibilità di alternative, ecco, quindi di poter giostrare la squadra come vuoi. sì. Non mi par vero, l'abbiamo pareggiata per davvero, non mi par vero. Testa gialla a Provercelli, bravi Bagai. Sul mercato mi aspettavo meglio sugli esterni, manca sempre un esterno destro forte, non Questo è sì, di sono sicuro. d'accordo. Mentre il mancino preso spero possa dare fiato a Critta quando sparisce per il Ramadan. L'angolo battuto dalla Feralpi a Brescia era uscito, nessun tiro in porta e vincolo. Se veramente avesse messo una formazione sensata con una punta davanti, la partita di sabato potevi vincerla. Abbiamo fatto 60 minuti di merda, per fortuna che abbiamo Però ha pareggiato. giocato bene a Trento, cioè io so. L'ha spiegato Valente. Adesso, poi la spiegazione è la sua. Ha detto, Sipos era un grosso rischio. Parker è arrivato il giorno prima. Basili l'abbiamo visto tutti che non è il suo quello di fare la prima Assolutamente. punta, e l'ha detto anche Valente che non è ancora pronto per fare quel ruolo lì. No, sono d'accordo, quindi. Però tu fai un piano gara e dici per 60 minuti me la gioco così, tiro a campare, magari faccio il contropiede. Ragazzi, che comunque Basili nel primo tempo a Pellegrino ha dato una signora palla Sì, dove è ho uscito visto. il portiere. Sì. Se Pellegrino gli arriva prima il portiere, lo salta e fa gol, Basili fa assist e sette in Sì, è una pagella. questione di un attimo proprio. Perché poi, vero che ci ha preso a pallonato, il tiro di Zanella ha fuori tanto così, quella situazione lì è stata interessante. Non abbiamo tirato, però siamo stati pericolosi. Certo. Abbiamo creato delle noie. Nulla di paragonabile a quello che hanno fatto loro, però secondo me non è che proprio Basili ha fatto i disastri, ha perso i contrasti contro gente più brava di lui su quelle situazioni lì. Valenti mi ha dato la sensazione che voleva andare a Trento a giocare per il pari, però per me non doveva andare là a giocare per il pari. Trento-Lecco vietate ai tifosi ospiti, poi la sera Cremonese-Inter, fumogeno in testa da Udero, petardo, peggio. Il nulla cosmico, e stava pure per lanciare il secondo. Non ne parla nessuno, se sabato fossimo stati presenti l'avremmo ribaltata. E certo. Serata da riassunto, entrate e uscite, giusto fare un punto. Sì, ovviamente poi i messaggi Sì, sono ecco, anche diciamo di che prima. per chiudere il discorso manca poi sicuramente un abbiamo fatto- esterno a destra.
esterno a destra, e poi io avrei mandato via un po' di gente in più, perché tipo Lovisa, Laui e anche quel ragazzo dell'Atalanta l'avrei rimandato indietro, in maniera da liberare qualche posto in più, però poi sai, le scelte le fa la società, per cui... Sì. Mercato per me da 7, bene gli acquisti, ma secondo me bisognava comprare un difensore, il vice Critta doveva arrivare all'inizio mercato, poi sulle uscite si doveva vendere Grassini. In attacco secondo me era meglio ridare indietro Dongue all'Atalanta e tenere la Wii, visto che la Wii è rimasto, spero che scenda a giocare con la Primavera da fuori quota. Lo può fare, volendo sì, ma anche l'altro dell'Atalanta, il 2006, può giocare anche lui, volendo sì, in teoria possono giocare, quindi... Sono entrati 5 nuovi ma usciti solo 2. Chi sono gli altri 3? No, è uscito Tordini, è uscito Galeandro, Frigerio e poi vabbè, 2 di Gesù dei prestiti e Mendoza. Quelli valgono, valgono la somma è zero, perché anche questi per me risultati quest'anno erano già via, quindi certo. La somma è zero, perché comunque sono dei rientri e delle contestuali nuove uscite. E ho fatto in totale 12 operazioni, tutto conteggiato. E in più hanno preso un ragazzo Monguzzi per la Primavera che ha fatto dal Monza, 2007. che è un centrocampista interessante, ha fatto 2 partite, ha già fatto 2 gol. Sì. Allora vediamo. Bisogna portare a casa i 3 punti, 2 punti persi. Troppi infortuni. Una curiosità, come sta Ferrini? Spero rientri domenica. No, Ferrini sta bene, secondo me proprio l'allenatore in questo momento non lo vede. Poi se gli ha preferito Lovisa e Miali, Sì, questo momento è proprio... Evidentemente non è per... soddisfatto. Posso immaginare, io non ho una risposta provata, posso immaginare che non siamo o che ritengono che il livello atletico non sia ancora tale da poterlo schierare, non lo so, però come ripeto, avendo un'enorme carenza di difensori, e averlo lì a disposizione e non fargli fare neanche un minuto mi sembra una roba un po' strana. I giovani hanno giocato fuori ruolo, il Trento ha fatto un'ora di gioco di alto livello, anche forse più di un'ora. Non capisco perché certe partite si gigioneggia senza tirare, altre invece cerchi il tiro. Secondo me con il mercato ci siamo molto rinforzati. Come mai la Reggiana continua a farci giocatori? Magari Scipos e Critta andranno lì, non lo so, dovrebbero pagarli. Diciamo che se andate a vedere il mercato estivo invernale della Reggiana, è stato un mercato a tornare indietro rispetto. Hanno preso tanti giovani cifre, spendendo poco, quindi hanno comprato molte e hanno scommesse venduto dal Sud America, via dicendo. Hanno dato vvia un paio di giocatori che non giocavano poco, che sono quelli giocatori che sono strutturati. Abbiamo preso solo Vicari, credo, no? Sì, poi hanno preso però un brasiliano, andava via Magnani. Sì, perché è tornato a Palermo. Esatto, poi hanno preso un brasiliano, ma hanno preso parecchi giovani giocatori dalla Grecia. Sì, tutta gente che viene dall'estero, quindi sicuramente hanno dovuto operare molto di idea. Avranno anche loro i bilanci da tenere sott'occhio. Sì, loro contavano di vendere quest'estate, quindi sappiamo benissimo. Sì. Ho visto la foto del nostro DS insieme al DS del Como. Sono molto amici, stavano cenando insieme. Sono molto amici, ma anche l'anno scorso a gennaio, infatti eravamo lì e quando siamo usciti alla mezzanotte passata, ormai la 1, sono usciti insieme e stavamo parlando di Ciaia, che ricorderete la situazione di quello che doveva venire all'Ecco, che poi ha rifiutato. Bravissimo, e aveva già firmato pure. Vabbè, mi sa che non ci siamo persi niente. Infatti poi quando abbiamo fatto Urso, essenzialmente poi il nostro mercato si è chiuso alle 6:30, almeno di situazioni clamorose su Grassini, però insomma si era capito non sarebbe partito, e infatti poi si sono trovati Miladeo e Ludi, sono stati lì a parlare con l'Urso prima insieme, c'è anche la foto infatti, e poi hanno cenato insieme, però è una consuetudine, ripeto. Tanto come ho venduto 2 giocatori della Primavera, Simonetta e Le Borgne. Le Borgne all'Avellino ci ha messo 3 settimane ad andare. Sì, e Simonetta una squadra di Serie C che non mi ricordo. Avevano appena comprato in Serie D.
dalla Serie D se non sbaglio. No, Simonetta veniva dalla Spal che dopo è fallita e poi ha venduto un giocatore alla Reggiano. E quindi come si chiama? Fumagalli. Sì, bravo. Fumagalli centroavanti, sì, che però sì, che avevano preso non ha mai giocato. Che è un ex Giana che avevano preso in esatto. B e poi ha girato, è andato anche al sud e via dicendo. Sì. E Simonetta è andato al Siracusa. Tra l'altro il Como ha fatto anche molto muro. Lecco gli aveva chiesto per la primavera 2 o 3 giocatori e ha detto no, non ve li diamo perché siete la nostra contender. Sapete quanto spende il Como per fare la primavera? Poi mi mando in pausa 4,5 milioni di euro. È il budget di un anno nella Calcio Lecco, che è seconda, terza, tutto l'Ambaradan, che è terza in classifica in Serie C. Prego. Parliamo di un altro mondo. Esatto. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Lunedì, focus sul calcio dilettantistico lecchese. Il lunedì in serata sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. 5. Ero giù per le 4:30, Walter, oggi, no. Allo Sheraton. Sì, una tornare incredibile tutti gli anni. Davanti secondo me se girano tutti siamo fortissimi. La partita col Trento può essere una svolta importante, gente nuova, inserimento dei giovani, reazione grintosa allo svantaggio, molto positivi Parker e Duca. L'errore su Grassini è stato non venderlo in estate. Fermi. Grassini quest'estate le opportunità le ha avute perché poteva andare a Siracusa, è vero, e non è voluto andare. Ha detto se mi tenete in lista rimango lì. Siccome Lecco comunque una spazio in lista ce l'aveva, ha detto ok, va bene, rimani in lista, però guarda, giocherai poco e niente. È stata una scelta consapevole, il giocatore poteva andare altrove, quindi anche qui c'è sempre, quando non succedono le cose ci sono sempre delle corresponsabilità. Certo. Che non è che tu dici io ti trovo una soluzione, te ne trovo anche 10, però se tu non vai mai non è che ti posso forzare. È che adesso sul discorso delle liste non so perché col discorso degli infortunati, se tu per esempio per un periodo li puoi togliere e poi lasciare dentro qualcun altro, oppure se una volta che hai fatto la lista no, quella rimane. È un jolly per il girone di ritorno. È un jolly. Se ti si fa malissimo un giocatore che è nella lista di 23, non faccio nomi, tocca fare gli scongiuri, tu puoi fare un cambio, potenzialmente puoi anche prendere uno svincolato entro, credo alla fine di febbraio, poi fine marzo, e metterlo in lista, per dire vuoi prendere Christoffersen, via uno che casca sempre in questa chat, in questi discorsi, puoi farlo togliendo un altro che come l'anno scorso è successo quando è stato messo Billong per Marrone, fuori Marrone col Jolly, attenzione che è stato messo dentro Billong. A oggi non c'è questa possibilità. Si era ventilato il ritorno di Giudici, sfumato allora, non è che si era ventilato, noi ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Dovessi prendere un esterno che ti può fare entrambe le fasce, chi prenderesti? Walter ha detto Giudici e non è che si era ventilato, era un fantacalcio nostro e loro a Busto sono messi male minchia. Male. E non riescono a vincere una partita. La miglior partita che hanno fatto negli ultimi 3 mesi l'hanno fatta a Lecco, che ha fatto le ultime 9 partite 9 sconfitte, quindi ma tra l'altro hanno, come ripeto, l'ho già detto tante volte, hanno dei buoni giocatori in rosa. Io non riesco a capire come non riescono a fare una partita
decente, ecco. E quindi la mia idea è proprio che questi erano ottimi giocatori 3 anni fa. Tanti sono arrivati a fine corsa, penso. Masi, ottimo giocatore di categoria, ottimo, è stato tra i top difensori per anni, però è spaccato. E non lo so, come ti ripeto, perché hanno anche Schirò, c'è Giudici, c'è Mastroianni. Però anche Schirò arriva a grave infortunio. Giudici ha fatto un grave infortunio anche lui l'anno scorso. Ganza è andato a Piacenza. Infatti le accuse sono più rivolte alla proprietà e a Turotti. Turotti secondo me proprio negli ultimi 2 anni ha toppato su tutta la linea. Anche oggi do Di Marco e prendo Felicioli che sembrava un wonder kid al Milan in primavera, in realtà ha combinato niente. Sì. Fa un tentativo, però vedo tu, cioè lì serve un elettroshock. E l'impressione che io che fanno che però scambi a costo zero, nel senso che non è che le cifre che poi può mettere la proprietà sono quelle. Poi il casino, il 49%, in estate anche lì riammesso per miracolo, 49% non ha mai riscosso, diciamo, questo credito, se non è andato in maggioranza. Faccia la Serie B, la cittadella dello sport, poi ti ritrovi al 2 di febbraio e hai 18 punti. Comunque io condivido anche la scelta del Lecco, che a parte il discorso di stasera del giocatore della Reggiana, ma tutti i prestiti abbastanza onerosi ma non di cifre altissime, quindi noi andiamo a comunque migliorare il finale di stagione e non ci sveniamo, e comunque magari siamo andati a reinvestire anche parte del tesoretto che è uscito. E poi non dimentichiamo il bilancio entrate e uscite da quelle sue è abbastanza in pari. Sì, ma si vede dei movimenti che sono stati fatti. E poi calcola che comunque tu qui hai il premio di valorizzazione dalle società di Serie B. L'unico investimento che hai fatto è Parker. Sì. Che ha firmato 2 anni e mezzo. Perché io lo vedo bene. Il concetto è: l'avresti preso in estate e avrebbe firmato 2 anni. Adesso a gennaio ha fatto 2 e mezzo. Sì, cioè hai anticipato di 6 mesi quello che avresti provato a fare quest'estate. Prego Fausto. No, era una considerazione solo sulla Pro Patria, cioè Mastroianni 8 gol, ha fatto la metà dei gol della Pro Patria, che sono 16. La Pro Patria ha incassato 45 gol, una differenza reti di meno 29. Manda il buco. Quella che c'è davanti, la Virtus Verona meno 11, quella che c'è davanti a cosa, la Pergolettese meno 14, l'Ospitaletto che è davanti ancora meno 2. Cioè, è una cosa pazzesca. Poi, essendo in questa posizione, chi è che vuoi che va a busto? Cioè, il problema è anche solo uno che è, piuttosto che stare a casa svincolato magari va, però l'anno scorso fu difficile convincere i giocatori a venire a Lecco, che non aveva una situazione così incancrenita ovviamente, ma dove c'erano molte più pressioni. Non parlo di responsabilità, perché ovunque ci sono responsabilità. Certo. Dove porti una maglietta c'è sempre la responsabilità di far bene. Non mi permetterei mai di fare un raffronto. Che Busto ha fatto la Serie A, quindi insomma, al di là della rivalità, non è che proprio è una società senza storia, anzi è una di quelle che ne ha più di tutte in questo girone. Ma quello che dice Fausto è vero: o peschi dalla D, e puoi anche pescare dalla D facendo delle scommesse, però devi andare a cercare. Però è difficile, cioè dalla D quanto vuoi pescare a gennaio? Una squadra che avrebbe avuto bisogno di 8 giocatori e di mandarli via altrettanti. Il Pergo, messo un pelino meglio, è riuscito a fare qualcosina di più. Però Pergo ha preso dei giocatori, sì. Ha preso Milesi, che è un bel difensore, sì. Ha preso Petrovic, ha preso, insomma, che devo dire, l'ho visto ieri sera, Petrovic comunque è pelino migliorato. Lui, il problema di Petrovic, sai qual è? Sì. Vai a vedere statistiche, è quando scollina i 2 mesi, di solito lui fa anche 2 mesi bene, sì, è vero. Sparisce. A Treviso ha fatto pietà, in Serie D ha fatto pietà, ha fatto un gol. Poi rimane per me una follia, questo passa dalla B alla Juve Stabia, dopo un mese va in D in prestito a Treviso. Io sinceramente ho avuto, scusa, continuo a prendere dentro il filo, un attimo di smarrimento quando ho letto sta roba. Vabbè, ottimo giocatore, dovrebbe fare la Serie B bendato, ma purtroppo ci saranno anche delle altre caratteristiche che mancano. Non si poteva pescare qualcuno anche dalla D? Vedi Azzi dal Serenio un paio d'anni fa. Io sposo il messaggio di Lorenzo: è un unicum, infatti adesso gioca al Monza, pescare dalla D è complicato, poi il salto da una piccola squadra di D al Lecco
è complicato. Comunque Paolo Azzi, quando è venuto a Lecco, ricordiamoci sempre che aveva prima aveva già fatto la C, certo. aveva fatto pure la B in precedenza, quindi ok, poi a Lecco ha fatto un salto e al Modena è esploso definitivamente, aveva 27 anni. Certo. Era Seregno perché gli davano una follia di soldi, ma era ancora un giocatore da scoprire e da sfruttare fino in fondo, però aveva fatto già 2 categorie sopra. Che è arrivato e un ragazzo, non è Critta, no, che prendi per 3 mesi, non gioca, si integra, si prepara poi a diventare titolare. Tu hai bisogno oggi, con quei giocatori spendibili e di azzi in giro, non è che ce ne sono proprio tantissimi. Con quel pedigree lì non ce ne sono tantissimi, anche perché magari non c'è più un Seregno che fa. Certo. Ci sono tutta una serie di situazioni. Quel Seregno era una roba molto particolare, dove un giocatore tendenzialmente voleva anche scappare. Sì. Ok? In Serie D adesso, se penso a Piacenza, Desenzano, Chievo, se penso alla Folgore Caratese e via dicendo, sono tutte situazioni non di quel tipo lì, sono situazioni dove i giocatori stanno bene e ok, ti chiama il Lecco, va bene, però non è che magari vai dal proprietario e dici dammelo a gennaio. Difficile, è difficile, sì. Si pesca, tendenzialmente uno dalla Serie D dovrebbe pescare un giovane interessante alla Critta. Mi sembra che con questo mercato la rosa si sia ulteriormente completata e rafforzata. Miladeo secondo me ha fatto dei bei acquisti, anche Critta preso dalla D, però intendevo meglio uno che gioca a continuità che uno fermo dalla B. Mercato tutti in prestito, Duca e Urso hanno fatto anche la B, ma devono trovare il ritmo perché non giocano da tanto e dobbiamo sperare rimangano integri fisicamente. Questo ci siamo sì, beh, è chiaro. È una di quelle varianti che capitano, che possono capitare quando prendi giocatori che non giocano partite da un bel po' di tempo. Però se lo collochi sicuramente nei playoff alti, perché comunque andremo a fare probabilmente non i playoff da 10°, quindi sono giocatori secondo me adatti, presi assolutamente anche questo tipo di prospettiva, perché poi dopo le differenze le vedi i giocatori che hanno fatto le categorie, cioè quando vai a fare la partita particolare già da playoff finito la regular season sei nella situazione dove i Duca magari che tu magari hai visto poco ti tirano fuori di fatto la partita. Ragazzi, no, Ardizzone nei playoff, oppure se anche c'è Bonino, ok, Bonino stesso, si è andato a pescarli che veramente non giocavano né alla Fermana né alla Turris. No, è chiaro. Però ti hanno fatto passare un turno vitale, cioè il turno che poi ha deciso tutto, perché da lì in poi è stato un... Cioè quando è arrivato Bonino a Lecco me l'hanno venduto come uno dei Martinita, cioè della serie, è uno che cambia squadra. In realtà devo dire che sì, li cambia, però comunque va in contesti dove era a Brindisi che è sempre utile. Io dico sempre sono quei giocatori dove è la Cittadella in una squadra che vuole vincere, i giocatori alla Bonino deve avere quei giocatori ce n'è bisogno, perché questi li tiri fuori e magari il tifoso avversario dice cazzo, ma questo è ancora in giro e poi ti fa gol. Sì. Con noi la partita il Cittadella l'ha fatta vincere Bonino, che prende il pallone a metà campo, salta a Zanellato, apre, va a riprenderla, Zanellato sbaglia, il Grasso e Bonino gli ha fatto vincere la partita, come a noi l'ha fatta vincere altre dell'anno della serie, la promozione in Serie B. Ci vogliono i giocatori così. Brescia a nome di Mister Corini è pure mediocre, il Lecco è superiore. Io sono d'accordo su quella cosa qua. Con Atene parlano bene, Basili bene, prima partita in casa, ora mi sta piacendo meno. Basili a Trento giocava palesemente fuori ruolo, prima di bocciarlo andrebbe visto dietro alla punta o alle punte. Quanto andiamo in Serie B e playoff ribaltammo 5 partite su 6, quest'anno 0. La differenza tra il vincere e fare un buon campionato sta in questo particolare. Questo è vero. Comunque ribaltare le partite è una capacità. Guardate il Benevento ieri con l'Atalanta 0-1, 3-1, 3-4. Io ho capito, però Benevento c'è una squadra. No, lo so, però cosa stiamo parlando? È vero, però ho visto anche squadre magari, per carità, però non forti sulla carta che riescono a pareggiare tante volte la situazione di svantaggio o vabbè, certo, a ribaltarle. Hanno dentro un attaccante che mi sembra che si chiama La Mestra anche lui, che ragazzi, sì, qua.
è un signor giocatore, giocatore clamoroso. Cioè, voglio dire, poi c'hanno Tuminello, hanno un sacco di Salvemini, ma infatti quando io dico Lecco ha impatto costruita per andare in Serie B. Quando io dico Lecco ha un impatto fisico diverso adesso, forse anche nel girone d'andata il fatto di non riuscire mai a prendere punti dalla situazione di svantaggio incide anche sul fatto di non aver poi questa presenza in area, proprio presente la situazione col Brescia. Ok, Sipos, sì, poi fai cambi, li metti tutti, sei leggero. Certo. Adesso non è più quella leggerezza lì, adesso sei più credibile quando vai a giocare sulle palle lunghe dentro l'area, no? Poi ti ho detto, cioè, anche tutto questo rafforzamento che ha fatto il Brescia, ma l'Anerossa e Vicenza, che quest'anno ha speso meno degli altri anni, sicuramente l'ha fatto per anni uno dietro l'altro, il fatto di andare a comprare, a spendere, a fare, quindi tante volte la variante anche per salire di categoria non è così scontato che c'è il giocatore caro, il nome, prendi 5 punti, perché poi anche lì l'hai visto quest'anno all'andata, il Brescia ha comprato dei punti che poi non giocavano mai. Tutto è rotto. Ecco, quindi vedi, anche alla fine dipende sempre con che tipo di criterio di fatto lo fai. È per quello che secondo me il lavoro che aveva fatto il Lecco, poi io ripeto, io mi auguro di non sbagliare, però l'ha fatto in una maniera secondo me consapevolmente, dicendo se poi andiamo a giocarci le cose di fatto ce la giochiamo, anche perché, e lo dice anche l'opinione dei nostri amici da casa, cioè potenzialmente noi ci siamo rafforzati, quindi tante volte abbiamo fatto anche dove sulla carta facevamo dei mercati, soprattutto sull'invernale, che andavamo invece a scendere. In realtà questa è una squadra che comunque ha il suo tipo di ambizione, poi ce la giocheremo. Marrone è il più in forma in difesa, il sistema non ha niente di soldi in tutte le categorie, lo si è visto in questa sessione di mercato. Condivido il discorso sul sistema che ha fatto Crescitiello stasera prima del gong del mercato. Secondo voi romani l'anno prossimo riusciamo a tenerlo o farà il salto in B? Penso che la Fiorentina avrebbe piacere a vederlo giocare nella categoria superiore, Walter. Ma sai che secondo me... Sì, ma sono ragazzi che diciamo hanno un futuro tra virgolette abbastanza segnato, salvo infortuni, quindi godiamocelo quest'anno e poi andrà via lui, ne arriverà un altro, non è che ce ne sono tantissimi. Secondo me fa il tiro con la prima squadra quest'anno lui, la Fiorentina. Quindi magari sono capace anche di tenerlo lì. Può essere, non sarebbe il primo. Delle grosse prospettive di crescita, perché non è facile trovare poi un braccetto sinistro. Esatto. Comunque un giocatore che sappia giocare bene anche in quella zona del campo. Per me Romani può andare a fare una bassa B la prossima stagione. Questo l'ho già letto. La formula dei playoff a 28 è uno schifo, andrebbe fatta a 16, dalla seconda alla sesta più vincitrice di Coppa DC. Il nostro obiettivo è arrivare secondo o terzo, perché dietro ci sono tante squadre che sono insidiose. Purtroppo quest'anno non siamo mai riusciti a ribaltare le partite storte. Ferrini per me è indietro nei test fisici, per quello non gioca. Può darsi, Pellegrino è impiegato in mezzo a ben altro rendimento, e poi su Simonetta abbiamo già detto. Ma sì, Pellegrino io l'ho detto. Sì, poi un ragazzo c'ha corsa, corre. Ho fatto la domanda dinamico, proprio anche a Mister Valenti su Pellegrino 2 mesi fa. Ho detto, Mister, per me è meglio da mezzala. No, vabbè, però perché secondo me come esterno c'entra poco con questa categoria, secondo me non ha la corsa dell'esterno. Mezzala sa fare un po' tutto, certo. In realtà. Per me non c'è proprio paragone tra Pellegrino mezzale e Pellegrino esterno destro. No, sono d'accordo. E sinistro a maggior ragione, Walter. Chiaro, poi farlo esterno ci vuole una gamba particolare. Quello, lui è un giocatore di devi avere il cambio di velocità, devi essere capace di crossare, non è semplice, quindi, perché sembra un ruolo semplice ma non lo è affatto, non è che, quindi deve avere corsa, deve avere cambio di velocità, deve avere piedi buoni, cosa che si vede non raramente, rarissimamente, quindi è difficile. Ivan? Ma io dico che stavo guardando i giocatori che abbiamo portato a casa, i giocatori di movimenti di altri. Ti ho detto, io avrei portato a casa un difensore, però devo dire che questa campagna di rafforzamento mi soddisfa, non l'avevo ancora visto giocare totalmente. Sì, beh, è chiaro che oggi, al di là di chi hai visto già per qualche partita,
valuti sulla carta possono anche fare tutti pietà, è ovvio, però ne parliamo prima. Cioè, chi fra 2 mesi viene a dire ha fatto un mercato da schifo, ti dico no, non puoi dirlo, cioè, perché poi il campo per tutta una serie di motivi ti può anche dir male. Ma quando valuti sulla carta dici preso i giocatori che capisci perché sono stati presi. Cioè, noi potevamo, allora, al di là che secondo me poi era sbagliato, perché comunque anche questo gruppo con l'inserimento dei giocatori giovanissimi portati da Valente ha dato, avendo fino alla partita che con l'Inter avevamo una media di 2 punti a partita, e devo dire che ha fatto il suo per il tipo di squadra che è, perché comunque, cioè, potenzialmente noi non siamo al secondo posto con quella squadra che avevamo, no. Perché questo è da vedere. Se io vado a vedere adesso questi tipi di tasselli inseriti, ti vai a capire che può essere una squadra matura e può avere determinati tipi di caratteristiche. Quindi io, quando per provocazione avevo detto, e la mia paura era che facevamo un mercato di riparazione sempre su di eterni sconosciuti che arrivavano giù insieme al Toblerone, devo dire ciao mister Vente però devo dire invece che vuol dire che probabilmente si è andato a cercare di qualità. Però attenzione, la più grossa incognita è di vedere impiegati i giocatori in funzione del tipo di ruolo e capacità che hanno, dove abbiamo invece un allenatore che è sempre molto diretto proprio nelle proprie idee e non si sposta. Però anche lui, secondo me, adesso è che dire ampliare un po'. Pensate il raggio d'azione. Che squadra avremmo se avessimo quel Chinetti lì come esterno a destra? Credo che non ce l'abbiamo. Quello lì ti fa la differenza con gli attaccanti che abbiamo noi. Questo girone qua, Chinetti e Capone come esterni. Ma Capone è molto più lento. Questo Chinetti qui è un giocatore che ci è saltato 4 volte. Ti salta l'uomo, ti fa la differenza. Con la primavera contro il Parma, devo dire. Sì, è vero, te l'avevi visto. Che era un giocatore fortissimo, mi ha confermato. Tra l'altro mi ricordo anche quando ha giocato Lecco, che poi era una delle prime partite che faceva, però devo dire che, a parte che ha fatto un paio di tiri, non aveva fatto una grossa partita ed era stato poi sostituito, mi pare, nel secondo tempo. Però è un giocatore. Sono stati bravi al Trento andare a portarlo a casa. Il Trento è una società che lavora molto bene. Comunque le squadre sono sempre molto valide. Sicuramente ha messo i giocatori over nei posti giusti, comunque ce n'ha in difesa. Fossati ha fatto un'ora di un calcio per me spaventosamente efficace, non ha sbagliato, non dico un pallone perché con quei piedi non sbaglia mai, ma non ha sbagliato un movimento, cioè, dove arrivava la palla lui era lì, lo smarcamento, veniva indietro, andava avanti, è arrivato coi tempi giusti quando ha tirato in porta. Giocatore a 36 anni lo prendo ancora. No, ma poi devo dire che serenamente proprio. Devo dire che non dico che mi ha sorpreso, perché comunque tecnicamente Tabiani era un giocatore interessante, però devo dire che come tecnico proprio non mi dispiace. Però ti ricordi che anche già al Fiorenzuola lui faceva un buon calcio? Sì, malgrado aveva un materiale poco niente. Però devo dire che è un allenatore secondo me interessante. Poi vabbè, a Catania non è, ma è un contesto totalmente diverso. Dove se la cicchi Catania è una piazza particolare, poi avere a che fare con così tanti over è difficile, capito? Lì il calcio è molto semplice, con determinati giocatori ci vogliono determinati allenatori, perché diventa veramente una questione. Se il giocatore ha già vinto il campionato è molto difficile che tu gli vai a mettere un allenatore che non ha mai vinto e loro banalmente lo rispettino, perché noi abbiamo per scontato che il rispetto sia dato. Ci sono calciatori veramente ignoranti come questo tavolo, quindi te che cazzo sei, mai vinto niente al primo rimprovero? È difficile. Pellegrino ha tirato dietro 2 bestemmie sui gol sbagliati, ma sicuramente il primo lo è, il secondo però non è un gol sbagliato, era chiuso, poteva tirare solo lì e ha preso il palo pieno. Ha fatto un bel tiro, ha preso il palo. Era chiuso, non poteva tirare dall'altra parte. Certo. L'alternativa era tirare in diagonale. Sulla prima occasione nel primo tempo è arrivato un attimo in ritardo, ma proprio una frazione di secondo. Di sinistro che ha tirato alto. Abbiamo Tondi che fa bene l'ala, sarebbe da provare anche lui. Quest'anno Tondi sta facendo un po' tutto, un po' l'ala, un po' il falso 9, un po' la mezzala, un po' il trequartista. E tutto possibile, nel senso che secondo me sono giovani in prospettiva per la prossima stagione. Sì, in linea teorica sì, dico anche che l'abbiamo già detto, la primavera non va saccheggiata. No, certo, perché comunque noi abbiamo preso di fatto a tempo pieno Nova, che sta anche giocando,
perché è il giocatore con più prospettiva di tutti. Penso ritenuta questa cosa in maniera unanime. Poi che Tondi stia facendo un campionato di questo livello non si aspettava nessuno, perché in Primavera 3 l'anno scorso Tondi non giocava così. Però ha avuto anche problemi fisici. Sì, però non giocava così l'anno scorso, perché ne ho visto un po' di partite e quest'anno è proprio cresciuto a tutto tondo. Battutone. Però magari l'anno prossimo un giocatore che entra a far parte della rosa della prima squadra in pianta stabile. Certo. Visto il gol che ha fatto con la Virtus Entella, un gol di grande qualità. Poi questo è anche un magic moment, tutto quello che tocca diventa oro, quindi evidentemente mi sembra che sia anche il capocannoniere del girone. 10 gol ha fatto, 10-11 gol ha fatto, quindi sì, molto bene, sta facendo estremamente bene. Abbiamo però Vercelli, perché abbiamo parlato prima con Walter di questa squadra che all'andata ci ha messo in grossissima difficoltà, è stata una delle partite più complesse, dove ci hanno presi a pallonate, dove Furlan ha tirato fuori più o meno una prestazione a livello di quella di Trento, e abbiamo per loro rubato 3 punti, però semplicemente abbiamo capitalizzato fino in fondo le individualità di questa rosa, che il portiere è un'individualità. È una di quelle piazze tipo Novara che poi hanno questo tipo di atteggiamento sempre nei nostri confronti. A me piacerebbe sempre in casa mandargli 3 pere sempre comunque, perché comunque è una squadra coriacea e cattiva. Io penso che tecnicamente noi siamo comunque superiori a loro e quindi dobbiamo anche modificarci un po' nel nostro sistema di gioco e giocare come sappiamo fare. Poi ti ho detto, adesso dobbiamo comunque pensare partita per partita, ma dobbiamo di fatto vincere, perché più in alto arriviamo e meglio è. Però sono quelle partite che Provercelli, Novara, Busto, quelle partite, perché vabbè, io mi sono sentito e l'ho vista in televisione perché non ero stato attento, però un po' quel paese ci hanno mandato il pubblico su. No? Ma allora c'è stata questa scena, sì. Per me vabbè, hanno esposto lo striscione all'inizio partita, no? Trasferte libere, sì. Poi hanno tolto dalla tribuna sud, dove ci sono appunto quelli un po' più attempati. Chi non lo sapesse, dopo i fatti di Lecco, quando avevamo preso un po' di daspo e siamo menati sul pullman, sì. Ci sono un gruppo abbastanza nutrito in curva, giovani, e poi ci sono questi old in tribuna sud, e ci sarà una persona più o meno della vostra età, quindi di mezza età, che picchiava dentro sul trabattello della telecamera, boom, 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 guardava su e gridava "Lecco merda", ma era un singolo, ma proprio per farsi sentire, perché gridava dentro la telecamera. No, ma così si sentiva bene, anche perché c'è stato anche qualche corretto, no? Sì, ma erano sempre loro in realtà, sì. Perché erano sotto la telecamera che li prendeva. Che non hanno mai avuto, se tu vai a vedere come è migliorato, tra virgolette, il tifo del Cittadella, sì. Io devo dire che ho visto anche a livello di numeri in curva, numeri interessanti per il tipo di posto che è, però questi qua loro non hanno mai avuto una grande tradizione, perché ricordo che al tombolato era messo di Sina, cioè quando si andava. Sì, vogliamo proprio fare questa nota sulla Primavera, che abbiamo 3 minuti comunque, Walter, se non ci sono domande alla chat. La Virtus Entella 2 in casa, quindi hanno ribaltato, perdevano 1-0, hanno vinto 2, sono sempre a 3 punti dalla vetta, dal Como, che è primo, che ha vinto contro l'Albino Leffe 3-4-3, e niente, adesso non so dove giocano sabato, a Vercelli, quindi sabato abbiamo il doppio confronto allora. Sì. Sabato andiamo noi la Primavera a Vercelli. Intanto credo giocheranno allo stadio a Vercelli. E non lo so. La Coppa Italia l'ha giocato allo stadio. Che la Vercelli ha vinto in Coppa, il Lecco ha vinto in Coppa. Giustamente, non lo so, quindi vediamo insomma. Lecco è una squadra fortissima. Il mercato del Lecco è aperto e chiuso. Ivan Corti, non so se Ivan Corti l'ex segretario o meno. Il mercato del Lecco è chiuso in entrata e aperto in uscita, perché c'è la situazione di Alaoui che si può c'è forse il mercato svizzero ancora aperto per qualche giorno. Il mercato svizzero è aperto che qualche giorno, 2 settimane. 2 settimane, 16 di febbraio. In teoria si possono ancora vendere i giocatori. Però ecco, l'unico che penso possa partire è Alaoui, anche perché è stato dichiarato
proprio a noi che la soluzione è stata cercata all'estero. E comunque adesso già da venerdì devono presentare la lista definitiva dei giocatori, quindi capiamo subito chi resta fuori. Dimmi Fausto. No, perché mi viene da ridere quella domanda qua, perché mi sembrava la domanda di un turista, nel senso, quando c'è il mercato a Lecco è aperto e chiuso, sembra il mercato volendo mercoledì mattina c'è il mercato, andare a comprare il formaggio, penso. Domani c'è il mercato, mercoledì e anche il sabato. Una volta era il mercoledì e il sabato. Però il sabato mi sembra che una volta al mese poi si trasferisce giù in centro, no? Vabbè, adesso no, perché Adesso c'erano le in vacanze primavera. natalizie, però credo che a breve tornerà in Piazza Mazzini. Sì. Piazza Mazzini, quando chiudono tutti i cantieri magari riescono a... Lei è una persona che lancia delle frecciate verso l'amministrazione, fa ballaloci. No, ero giù a vedere la fiacola ieri, quando è arrivato il Anch'io. corteo nella zona del Cassin, ho detto, ma questi come fanno a passare che hanno messo il guardrail in mezzo? Su quel pezzo di via Volta. Ma scusa Fausto, cioè, messo se non voglio farlo diventare contenitore, ma perché cosa? È stata chiusa? Fausto, non voglio farlo diventare contenitore politico, santo Dio, ma stamattina andavo verso Valmadrera, no che non sono manco andato a Valmadrera, andavo verso Malgrate e passo e stavano spostando i delimitatori a corsia. Sì, ho capito. Te capi? Perché dove c'è il cantiere del teleriscaldamento, Matteo, sai che non ha messo giù un tubo sotto il ponte nuovo, è lì fermo da 3 mesi. Sì. Non ha messo un tubo sotto il marciapiede del ponte nuovo. Sì. Adesso allargano per le Olimpiadi, allargano la corsia, ma de fa cos'è? Perché non passare i pullman delle squadre, passeranno sulla 36. Ma certo. Ma io cosa ti devo dire? Ma io non voglio farlo diventare un contenitore politico, però Poi dopo ieri ma sera io proprio faccio fatica a capire il senso di hanno deviato in via Sassi perché non potevano andare in piazza con i mezzi, nel senso che dopo la piazza era talmente piena che non passavano neanche le persone a piedi. È stata un'esperienza anche quella di ieri, comunque. Va bene, siamo contenti. Questo è bello, ho visto la mia collega, la Lisa Guerrera, che Oltretutto, sì, portata la portava fiacola. la fiaccola giù, Sì. Ma zio Severino number one. Zio Severino number one, è vero. Va bene, allora il mercato è chiuso, la festa è finita, andate in pace. Settimana Domenica che ora giochiamo? 14:30. 14:30. Poi abbiamo la tripletta alle 20:30, poi 14:30 e 20:30 l'altra volta, allegria. 4 alle 20:30 le prossime 6 e 2 alle 14:30. Beh, in settimana sicuramente alle 20:30. No, abbiamo proprio la tripletta, sì. Poi Settimana Virtus 20:30, Verona poi 20:30, poi 20:30. alla domenica La sera sequenza è 20:30. 14:30, 20:30, 20:30, 20:30, 14:30, 20:30. Poi non lo so, ma ci metteranno altre 6 alle 20:30, così ci prendono per il culo fino in fondo. Prego. Non è ancora arrivata la domanda, ma la faccio io. Ma la cabina e il generatore a che punto sono? Ma io spero che lo attacchino, cioè, è lì. Oggi poi tra l'altro Ma poi dobbiamo preparare un articolo. No, lo so, sì, La cabina l'ha messa, però buono. Ma speriamo che ci sia bel tempo, così il consigliere Pietro Galli è contento che possiamo giocare. Che hai detto che luce. ce ne sono mica 2 in casa alle 20:30? No, mercoledì giochiamo in trasferta a Gorgonzola. Domenica alle 23 e alle 14:30 con la Pro. Poi abbiamo 3 alle 20:30 di fine, di cui 2 in casa. 2 casalinghe, bravo. Con la Virtus Verona e Renate. No, Renate alle 20:30, ma è più in là. Provercelli, Gorgonzola, Virtus Verona. Mi manca quella dopo, anche oggi giù a Milano. No, Renate è dopo. Sono sicuro, è dopo il Brescia. Vabbè. Ho perso il filo del discorso adesso. Niente, Albino Leffe, bravo Roberto, Albino Leffe, con il nostro amico Lopez. Abbiamo la conferenza di Minadio questa settimana, quindi poi darà le risposte come da tradizione oserei dire, parla tendenzialmente in plenaria 2 volte l'anno, quindi questa è quella di questa settimana. C'è il meet and greet questa settimana al 4. Che sarebbe? Come quello che avevamo fatto allo stadio, la firma. Cosa sarà a Barzanò? I 4 giocatori nuovi.
Barzago. Sì, il vecchio Free Time, adesso poi non so come l'abbiate conosciuto, io come Free Time, poi ha cambiato 6 nomi da loro. Adesso che lo chiamavo Lievore perché era di Lievore. Football Emotion, quindi si possono comprare le maglie, visto che ne parliamo spesso, si possono comprare le maglie, le personalizzano sul posto. Altri appuntamenti non mi sovvengono, vabbè, la conferenza di Valente chiaramente verso la partita in fine settimana, presumo sarà venerdì, quindi domenica la partita e basta. Abbiamo warm up sabato, abbiamo il CNL Stadio domenica alle 14:30, after match dopo la partita, lunedì torniamo con il blu e il celeste, la passione di una vita, e poi mercoledì andiamo a Gorgonzola per, speriamo non ci sia la nebbia, almeno stasera pioveva, ma non c'era la nebbia, considerato che l'anno scorso a metà partita non l'abbiamo vista. Ci manca solo di mettere le brandine qua in studio e poi siamo a posto. Figurati, ormai a casa mia sempre c'ha la gigantografia, dicono almeno lo vediamo. Buonanotte a tutti, da Walter, da Ivan, da Fausto, forza Lecco sempre, ciao. Ti saluti, ciao. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.